cavalca tutte queste problematiche con questi provvedimenti molto populisti che colgono la parte emotiva dell'elettorato, però di concreto Zanoni proposte non ne fa. Smog e polemiche. Dopo la denuncia della Regione Veneto alla Commissione europea, il sindaco di Treviso attacca Andrea Zanoni, a stretto giro la replica del consigliere regionale del PD a Mario Conte. Rispetto all'amministrazione Manildo ha eliminato le sanzioni perché tiene aperte le porte dei negozi, quando ad esempio il sindaco di Vicenza addirittura ha fatto un'ordinanza per chiudere le porte. Una lotta allo smog del tutto inefficace, secondo Zanoni, quella messa in atto da Palazzo Balbi, che delega le iniziative anti-smog ai comuni con più di 30.000 abitanti, di cui l'invito a Conte anche in veste di presidente dell'Anci Veneto. Vada a bussare alla porta di Zaia e si faccia fare tutte quelle iniziative utili a combattere lo smog. Ad esempio a noi del Partito Democratico la Lega in Consiglio regionale ci ha bocciato un'iniziativa per piantare 5 milioni di alberi che sappiamo catturano le polveri sottili e catturano anche la CO2. Le attività sono molte da fare, non faccia da scaricabarile, si tiri sulle maniche perché la salute dei cittadini è primaria e viene prima di tutto.